lo sviluppo del mio concetto di bellezza è stato molto collegato al linguaggio musicale, soprattutto nella mia giovinezza, anche se non molto di maniera teorica, ma attraverso il discorso sonoro e affettivo che mi ha dato la mia famiglia, e senza escludere certamente la bellezza del silenzio. Sono stato fortunato di essere nato e cresciuto in Argentina, un paese pieno di bellezza naturale, intellettuale ed artistica. Fortunato anche di aver viaggiato gran parte della mia vita, di vivere per tanti anni nella incredibile città di New York e portare il mio progetto musicale ad incantevoli luoghi, all'inizio stranieri per me, luoghi che dopo ho voluto che diventassero miei per tante cose belle che ho trovato lì, ad esempio la Sicilia e tanti dei suoi incanti. Ho potuto trovare bellezza anche nella diversità, imparare a trovare bellezza nei diversi suoni, luoghi, momenti, persone, colori, lingue, cibo. È stata una parte fondamentale della mia crescita personale. I viaggi sono grandi occasioni per trovare bellezza, specialmente se il confronto è profondo. La bellezza è legata ai sensi, quando si trova nell'immagine, nei suoni, nelle texture, odori, sapori, intelletto o il tutto questo insieme combinato in una sola persona. Ad esempio, la tua moglie, la tua compagna, quando ti innamori, quando ti rendi conto degli anni passati insieme, oppure un figlio. La bellezza abita anche nei sentimenti o emozioni, nella natura tutta, la musica, la letteratura, la poesia, la danza, l'immaginazione, le idee, nei gesti, nello sguardo, nella memoria, nei rapporti, nei sogni, ovunque. Si può dire che la bellezza è anche atemporale, cioè una volta che esiste, esiste per sempre, o almeno nella memoria di chi l'ha scoperta. Perché alla fine la bellezza è un'espressione artistica della realtà e sarà sempre lì, alla scoperta di quelli che sanno come trovarla oppure come crearla, con maggiore o minore intensità. Comunque, tutte queste parole sulla bellezza alla fine sono povere, specialmente in confronto con quello che la bellezza in se stessa ci offre. Ho pensato semplicemente che quest'idea di poter trovare bellezza ovunque mi rende ottimista. Credo di essere una persona ottimista soltanto perché dentro il mio destino, anche nelle esperienze sfortunate, sempre mi è capitato trovare alcuna cosa bella. Sono contentissimo, molto contento di aver sentito e percepito la bellezza interiore di ognuno di voi attraverso le parole, attraverso la vostra presenza che anche è un'energia bella, e chiedermi di suonare è proprio un onore. Prendo la chitarra, suono una piccola melodia che ho scritto per la piccola figlia che adesso ha 6 anni, e questo è un brano che si chiama Chloe e lei si chiama Chloe, ed era inizialmente una ninna nanna, una melodia che canticchiavamo per farla dormire. Però dopo il tempo si è convertito in un brano più sviluppato, lei è cresciuta, ed è un pezzo che io suono nel mio repertorio normalmente in dei concerti per poter salutare tutti quanti con il mio linguaggio musicale. Va bene?